stai? Allora? Bene, come ti bellissimo. pare? Bello, Lei Ciao! nuova. Ehi! Ciao! Piacere, come va? Siete pronti? Sì, bene, bravissimi. Uno dei problemi della regione Veneto è che non hanno costruito vasche di laminazione sufficienti. Ma questo lo sapevo però. Tanti progetti, ma a compimento praticamente niente. Chi è che me l'aveva dato il dato? L'Ale si ricorda che gli avevate dato un dato su quanti bacini di laminazione erano stati previsti in Regione Veneto e quanti in realtà ne sono stati fatti. Bisogna crederci, sì. Io ho fatto l'investimento. 800.000 euro. Sì. Stiamo ancora aspettando perché... Cioè la Veneto Sviluppo le fa fallire le aziende, non le aiuta. Dobbiamo mettere Prendo mano a così, quell'istituto che invece deve essere creato ed è stato creato per l'accesso al credito alla piccola e media Anche impresa. perché ci sono Intanto è molto lupo. Crepi il lupo, buongiorno. Ah, ma non lo conosco questo, mi viene sempre a trovare, come va? È il mio paese. Oggi sono nel Campo San Pierese a parlare anche di ospedale, a parlare di viabilità, quindi parlare con i cittadini, ascoltarli e capire come si possono risolvere i problemi. Mi sembra che sia questo il modo migliore. Quanti? 8 figli alla signora. Mamma mia, è stata brava, coraggiosa. Ci impegneremo, sarà una delle cose che faremo. Grazie per quello che fa. Grazie a lei. Grazie a lei per quello che fa. È dura, ma è entusiasmante, bello. Eccoci, come stai? Bene. Tutto bene? Allora, siamo arrivati anche qua. Veneto è una Ferrari che è comandata in maniera adeguata, mettiamola così. Sì, ok? sì. È comunque una Ferrari. Ma ci vuole dire, mia, oggi è come che si tocca il cielo. Palmini in paradiso può attendere, grazie mille. E poi naturalmente sarebbe interessante estendere anche il concetto della non tassabilità del costo del lavoro legato ad attività o di innovazione o di crescita. Da miglior fruttivendolo delle Azzorre. Lo si vede. È una famiglia storica di Massanzago. Loro da sempre fanno. È cominciato mio padre 50 anni fa. Ah, vediamo un po'. Infatti quando noi affrontiamo anche queste sfide che ci sembrano difficili dobbiamo pensare a chi ne ha fatte tante, no? Come faccio a dimostrare di essere diversa? Perché questo devo fare, dimostrare con le azioni di essere diversa. Mi sono dimessa dal Parlamento europeo prima di essere eletta in Consiglio regionale. Questa è stata una mia scelta perché denota una certa coerenza, una certa onestà